Presidente, ecco gli obiettivi di questa interessante iniziativa che si svolge oggi qui a Favara sulla rigenerazione urbana. Gli ultimi 50 anni nel nostro Paese hanno preso il sopravvento politiche che hanno puntato ad un'espansione edilizia sovradimensionata rispetto alle reali esigenze residenziali, e questo ha prodotto una serie di criticità. La prima è l'abbandono dei centri storici, la seconda è il consumo esagerato di suolo che viene sempre più impermeabilizzato. Una terza criticità è di tipo economico, perché se noi continuiamo a fronte di un mancato incremento di contribuenti, continuiamo ad espandere le nostre città, diciamo che l'economia delle casse comunali prima o poi andrà a collasso, perché il comune è costretto, a parità di entrate, è costretto a spendere molto di più per garantire servizi e opere di urbanizzazione su superfici sempre più grandi. Prendiamo il caso di Agrigento. 60 anni fa, 50 anni fa aveva circa 60.000 abitanti, oggi ne ha ancora 60.000, ma nel frattempo sono nati interi quartieri come Monserrato, Villa Seta, Fontanelle, San Leone è diventata una frazione urbana, lo stesso Villaggio Mosè, per cui da qualche parte la città si doveva svuotare e si è svuotato il centro storico con i problemi di cui parlavo prima. Quindi noi con il convegno tendiamo a confrontarci sulle strategie per invertire la tendenza e per puntare su nuove politiche di rigenerazione urbana che invece puntino, come dicevo prima, sul recupero del costruito e sulla riduzione drastica di consumo di suolo. Diciamo che questo per noi è un tema fondamentale per il livello politico degli architetti. Ci stiamo lavorando già da parecchi anni, stiamo analizzando, anzi abbiamo già analizzato le esperienze internazionali più avanzate sia come ecoquartieri sia come ecocittà, cioè le capitali verdi europee, e abbiamo visto che negli altri paesi la politica è molto più avanti in questa direzione, cioè c'è una visione delle città che guarda minimo al 2050, che pone la persona al centro di questo progetto di riqualificazione, e quindi tutti gli investimenti, i soldi pubblici che vengono investiti, e sono tanti negli altri paesi, sono strutturati in base a delle leggi ben precise e quindi i finanziamenti vengono dati per progetti che riqualificano. Questo cosa significa? Che un euro pubblico investito in questi paesi ne genera almeno da 4 a 5 di euro privati, perché muove l'economia. Quello che non sta avvenendo in Italia. Allora noi stiamo sensibilizzando, e l'altro giorno ero dal ministro Del Rio per spiegare questa diversità di quello che avviene in Italia con finanziamenti straordinari anziché finanziamenti strutturali, e quindi con obiettivi in questa direzione. L'Ordine degli Architetti, in piena sinergia con la Fondazione Architetti del Mediterraneo Agrigento, il Consiglio nazionale, la Consulta regionale degli architetti, il Comune di Favara, la Farm, l'Università, abbiamo voluto tutti insieme, li ho voluti citare perché è un lavoro di sinergia, di squadra, che è stato dedicato a un tema di grandissima attualità come quello della riqualificazione e della rigenerazione urbana sostenibile, e che abbiamo voluto articolare in 2 giornate, quella di oggi che è iniziata nel segno della piena adesione, perché stiamo registrando ben oltre 300 persone, forse quasi 400, che è dedicata alla presentazione delle mostre di architettura e di progettazione di rigenerazione urbana, ma mostre anche di tesi di laurea, tesi che sono dei veri e propri progetti che segnano la versatilità degli architetti, gli studenti dei corsi di laurea di architettura di Palermo e di Agrigento, e la capacità di accingersi a prepararsi al mondo del lavoro, della progettazione che seguirà la laurea.